Sono Marcello Stara, da 14 anni coltiviamo e confezioniamo il riso di diverse qualità, vicinissimo al paese di San Vero Milis, vicinissimo al mare, siamo a meno di 10 km dal mare. In questo caso siamo davanti a un campo di riso Carnaroli, che è un riso utilizzato per fare i risotti. L'altra varietà di riso che coltiviamo è il Thai aromatico, un riso aromatico che ha un profumo che ricorda il pane appena sfornato, sia in cottura che nel piatto finale, che rimane più gustoso e saporito. Infatti basta anche un filo d'olio per consumarlo. Il ciclo del riso inizia con la lavorazione del terreno, che viene fatta di solito verso marzo-aprile. Dopo la lavorazione si procede con la semina, che è particolare, infatti viene fatta con la risaia alla gatta e il trattore che passa sopra l'acqua. Il ciclo si svolge durante tutta l'estate. Alla fine di questo periodo, appunto ottobre-novembre, si ha finalmente la raccolta del riso, la trebbiatura.